Ho presentato una proposta di legge per indire un referendum sull'indipendenza del Veneto. La proposta di legge prevede di accorpare il referendum per l'autonomia di cui sta parlando il governatore Zaia con il referendum per l'indipendenza e porteremo questa proposta di legge in commissione. Una volta licenziata dalla commissione la porteremo in consiglio e la voteremo in consiglio. Quando l'avremo votata significherà che ci sarà questo accorpamento tra il referendum sull'autonomia e quello sull'indipendenza e quindi ci sarà un election day Veneto nel quale si voterà sia per una cosa con una scheda e anche per l'altra con un'altra scheda. Sono due percorsi paralleli che arriveranno a votazione lo stesso giorno, si pensa in autunno. Allora la legge quando arriverà in consiglio credo avrà il voto di tutta la maggioranza e mi auguro anche di qualche pezzo della minoranza, di tutti quelli che pensano sia un diritto dei veneti esprimersi anche sulla propria indipendenza. Quindi non credo ci siano problemi in consiglio regionale, ce ne potrebbero essere a Roma, ma speriamo che anche a Roma capiscano che noi in Veneto abbiamo il diritto di esprimerci sulla forma di governo alla quale vogliamo farci governare. Per quanto riguarda i vantaggi che i veneti avrebbero da un esito positivo del referendum, è chiaro che a partire dal reddito fiscale sono 20 miliardi di euro in più che resterebbero in Veneto ogni anno, cambierebbe completamente la gestione dei servizi pubblici perché non sarebbe più dettata da Roma ma sarebbe dettata da Venezia, avremo uno Stato indipendente con 5 milioni di abitanti che sono gli attuali abitanti del Veneto che funzionerebbe benissimo. Diciamo che avremo la possibilità di creare una Svizzera in Veneto e con le capacità che abbiamo sempre dimostrato in Veneto nel gestire qualsiasi tipo di sfida ed iniziativa, io credo che abbiamo buone possibilità di arrivare a costruire un modello di Stato veramente al servizio dei cittadini del Veneto. È una battaglia di civiltà che tutti i veneti dovrebbero fare per arrivare a ottenere questo obiettivo.